Sicilia Open Island e questo è il nuovo progetto lanciato dal distretto turistico della Valle dei Templi di Agrigento, che per mezzo del suo nuovo amministratore, l'imprenditore Fabrizio Lacaipa, ha approntato e sta portando avanti una strategia che possa aiutare il comparto a ripartire il prima possibile. Tutto ciò per investire nel turismo dopo il Covid-19. Il primo passo è quello di creare un brand forte e riconoscibile. Il cuore del progetto è di aprire per 18 mesi quelle bellezze della Sicilia che solitamente sono inaccessibili, del tipo le giornate del FAI di primavera, come ad esempio le chiese, i palazzi nobiliari, le collezioni private, che abitualmente sono chiuse al pubblico e rese costante quelle visite guidate simili a quelle organizzate dalle associazioni culturali, il tutto con un'adeguata promozione da snodarsi sia sul fronte nazionale che regionale, con possibilmente un testimonial d'eccezione per realizzare dei corti da diffondere nei vari mezzi di comunicazione. Abbiamo immaginato Sicilia Open Island per riposizionare la destinazione Sicilia sullo scacchiere internazionale del turismo. Ora che si spera che la crisi del Covid-19 possa pian piano esaurirsi, le destinazioni che ripartiranno per prima sono quelle che avranno una strategia credibile e fattibile. In questo senso si vuole contrapporre al concetto di chiusura, al quale siamo stati abituati in questi mesi, un concetto di apertura. Allora bisogna offrire nuove attrattive ai turisti che vengano a visitare la Sicilia, anche a quelli che magari ci sono già stati, e quindi immaginare grandi manifestazioni dove la gente stia gomito a gomito è impossibile. L'alternativa è quella di offrire una proposta nuova, cioè ad esempio aprire tutte quelle destinazioni, tutte quelle attrattive che normalmente sono chiuse. L'idea è di fare una strategia di lungo periodo, quindi 1 anno e mezzo almeno, quindi da metà del 2020, quando si potrà ripartire, e poi per tutto il 2021, e fare un'ampia promozione a livello nazionale e anche internazionale. Abbiamo attivato una call nei confronti di tutti gli attori della filiera, ma non solo, anche privati, tutti coloro i quali hanno un'attrattiva da poter inserire in questo progetto, e abbiamo già attivato un'interlocuzione con la regione in modo tale da potergli proporre un progetto già in gran parte strutturato. Ovviamente la promozione sarà una cosa fondamentale da farsi attraverso giornali, la stampa, i social media. Insomma, dobbiamo ripartire, dobbiamo dare il meglio di noi, è il momento veramente di fare squadra e di dimostrare di quello di cui siamo capaci.